Grazie, nuovo appuntamento col Salotto del Polvare. Quando parliamo di musica in lingua della Sardegna si fa quasi sempre riferimento al logudorese come lingua madre, ma il gallurese è una melodiosa parlata di grande nobiltà che infatti ha ispirato poeti e musicisti nella storia di grande qualità e ha in qualche modo contaminato persino gli ultimi 2 secoli della storia artistica della Corsica. Epigono di questa grande tradizione è il nostro Vincenzo, che questa sera ospitiamo volentieri. E partiamo da un premio prestigioso che tu hai ottenuto nel 2003 con una tua canzone, il premio Faber, che è dedicato alla memoria di un grandissimo poeta italiano, Fabrizio De André. Come vive Tempio il ricordo del poeta che ha avuto il privilegio di ospitare? È un grande orgoglio per i tempiesi e dobbiamo ricordarci che Fabrizio De André ci ha regalato questa sua presenza, ha voluto scegliere Tempio e di questo ne siamo orgogliosissimi. L'hai conosciuto personalmente? Non l'ho conosciuto personalmente, però ho conosciuto molti amici di Fabrizio. Molto brevemente, fammi una fotografia del De André che Tempio ricorda. Ma il De André che Tempio ricorda è un De André che abbiamo visto all'Agnata mentre cantava con i nostri concittadini, lui poi che è diventato un cittadino tempiese naturalmente, e dicevo cantava le sue canzoni e le regalava a tutto il pubblico, tutte le persone che erano con lui, mangiava, si beveva, eccetera, eccetera. Senti Vincenzo, restiamo a Tempio, parliamo del Carnevale, di cui tu sei stato il re musicale per tanti veglioni tra l'inizio degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Quali differenze avverti nel clima della festa tra il Carnevale di ieri e quello di oggi? Ma il Carnevale che ho conosciuto io era un Carnevale sentito tantissimo, perché non sempre si aveva la possibilità di fare festa, era molto, molto di meno rispetto ad oggi. Oggi è sempre Carnevale, cioè basta organizzarsi e si fa il Carnevale, voglio dire, si fa la musica, si fanno le serate quando si vuole. No, ti volevo fare un'altra domanda brevissima. Dimmi. Il clima secondo te è un po' meno spensierato di un tempo? Sì, ahimè sì, per tutte le problematiche che ben conosciamo. Senti, la tua bella voce si è allenata per anni attraverso l'esperienza solista in cori celebrati come quello intitolato al grande Gavino Gabriel. Sai che in Gallura, questo sicuramente lo sai, esisteva la tradizione delle serenate d'amore. Ti piacerebbe ripercorrerla? La disispirata galluresa. Sì. Si fa ancora? Penso proprio di no, non ci sono più cantanti. Hai pensato di galluresi. riprendere questa Caspita, nobile tradizione? Ce l'ho proprio in cantiere, la allora sto preparando. Senti, tu suoni con abilità la chitarra, se non sbaglio. Nelle tue creazioni artistiche il tema musicale si impiglia nelle corde della chitarra oppure dall'idea si passa dopo? Guarda, mi appoggio alla chitarra, però devo dirti un'altra cosa. Ti devo dire che ogni poesia ha una sua musicalità e io cerco di trovarla questa sua musica nascosta e viene fuori. C'è stata una lunga stagione che ti ha visto impegnato nella musica leggera col gruppo degli A123. Cosa è rimasto di quei momenti, di quel gusto musicale nell'artista etnico di oggi? C'era la voglia di mettersi in discussione, ogni serata dal vivo era sempre un problema, era come se fosse la prima volta. E poi c'era un entusiasmo degli strumentisti, cioè voler suonare dal vivo a tutti i costi e poi vedere che il risultato era straordinario, cosa che oggi si vede poco, ecco. Ancora 2 domande. Dimmi. Tu sei stato descritto da quelli che ti conoscono bene come un Dimmi. uomo riservato, quasi un antidivo. La tua indole introversa ritiene abbia ostacolato la tua carriera? Sì, perché sono stato abbastanza rinunciatario, per orgoglio, per valutazioni errate, però adesso voglio rimettermi un attimino in discussione. E hai tanto tempo per ritrovare la buona strada, credo che siano i migliori premessi. Parliamo a questo proposito della collaborazione discografica con Gente Nuova e Gio Leonardi. Com'è nato il sodalizio tra voi due? Chi dei due ha preso l'iniziativa? Con Giovanni abbiamo avuto modo di collaborare in altre occasioni da tantissimi anni. Lui mi conosce molto bene, soprattutto come cantante. E io ho avuto l'occasione di contattarlo, ecco, sono stato io che l'ho contattato. Però voglio dire questo, Giovanni rappresenta oggi una delle persone, degli organizzatori, dei manager, chiamiamoli così, più attenti a quello che è il panorama della etnia e della tradizione. Senti Vincenzo, cosa vorresti che dicesse la gente del tuo ultimo lavoro dopo averlo ascoltato? Ma che si commuovesse come mi commuovo io. Questo era Vincenzo e passiamo dalla grande musica etnica della Sardegna alla grande canzone d'autore.
Era uno stile bello di tanto tempo e un momento, e un momento. Tu eri contento, babbo, ed è un momento. Ed è un momento, babbo, momento, quando ti pusai a balba vento, momento, eri contento, non mi dimenticarai più. Momento, babbo, momento, quando ti pusai a balba vento, momento, eri contento, non mi dimenticarai più. Quando l'usioni di stiu scaldia la gaddura, il tempo vera un caldo che non si podia stare addananzi ai monti di Limbara, in Balbacana vera una casa che gli aveva ancora va. E la sera tutti pusai a Balba vento, e Luca Boni a Occhiallurisi e a Caragnani, m'ammento come se fossi a Rimani, m'ammento. Ed è un babbo, babbo mio, m'ammento, babbo, m'ammento, quando ti pusai a balba vento, m'ammento, eri contento, non mi dimenticarai più. M'ammento, babbo, m'ammento, quando ti pusai a balba vento, m'ammento, eri contento, non mi dimenticarai più. M'ammento, babbo, m'ammento, quando ti pusai a balba vento, m'ammento, eri contento, non mi dimenticarai più. Bravo Vincenzo!